Buongiorno e bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Il virus SARS-CoV-2 inizia a rallentare la sua corsa. La velocità di crescita dei contagi in Italia è in leggero calo. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, il picco è vicino e potrebbe essere toccato in 2-3 settimane per poi essere seguito da una decrescita. A livello nazionale si contano più di 2,5 milioni di persone positive, con un tasso di aumento del 16%. In Friuli Venezia Giulia le persone contagiate che si trovano in isolamento sono poco meno di 48.000. Intanto tiene banco la questione dei colori dei territori per la definizione delle restrizioni anti-Covid. Nelle prossime settimane, ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza, dovremo aprire un confronto con le regioni e nelle prossime ore apriremo un tavolo tecnico per affrontare le questioni che hanno proposto. A livello nazionale si registra il record di somministrazioni settimanali nella campagna vaccinale. Dal 10 al 16 gennaio le dosi fatte sono state 4,5 milioni. Gran parte delle somministrazioni hanno interessato la terza dose, anche se le prime somministrazioni sono risalite. Dati in controtendenza in Friuli Venezia Giulia, dove sono circa 220.000 i cittadini che ancora non hanno prenotato la terza dose. Sono quasi 90.000 i posti disponibili in agenda per le somministrazioni. Un fondo francese ha acquistato per 1,1 miliardi di euro la maggioranza della friulana Biofarma. Per l'azienda di Mereto di Tomba si aprono nuove prospettive internazionali. La famiglia fondatrice Scarpa manterrà il 30% del gruppo. Vediamo. Il fondo francese di private equity Ardian acquisisce da Whitebridge Investments la maggioranza di Biofarma Group, azienda di Mereto di Tomba attiva nell'ambito dello sviluppo, produzione e confezionamento di integratori alimentari, dispositivi medici e cosmetici. Resta in Friuli il quartier generale del gruppo, per il quale si aprono nuove prospettive di sviluppo anche in termini occupazionali. È stata l'agenzia Reuters, nella serata di ieri, ad annunciare la firma dell'accordo d'acquisto per 1,1 miliardi di euro. La famiglia Scarpa, fondatrice dell'azienda, manterrà la sua attuale quota del 30% del gruppo e sarà partner di Ardian sul progetto. Resta in sella come amministratore delegato Maurizio Castorina. Dal 2016 la società è cresciuta da circa 30 milioni ad oltre 230 milioni di euro di fatturato. Gestisce 4 impianti di produzione e 3 laboratori di ricerca e sviluppo. Quasi il 50% del fatturato è sviluppato su mercati internazionali. Biofarma oggi è leader in Italia e in Europa nel proprio settore. La francese Ardian con questa operazione si espande nel mercato degli integratori alimentari in piena espansione durante la pandemia di Covid-19 e con prospettive di ulteriore sviluppo anche nella fase post-pandemica. L'operazione con Ardian permetterà al gruppo Biofarma di diventare il primo global player specializzato nel settore nutraceutico, afferma l'amministratore delegato Maurizio Castorina. Le nuove risorse, aggiunge, consentiranno di proseguire l'eccellente percorso di crescita e di aggregazione realizzato negli ultimi anni grazie al supporto di Whitebridge Investments, valutando nuove interessanti opportunità d'espansione internazionale. In un anno i casi di mobbing a Udine sono passati da 108 a 154. Il bilancio dell'attività dello sportello anti-mobbing è stato illustrato questa mattina in Sala Iace. Un bilancio sull'attività dello sportello antimobbing di Udine. Si rileva nel 2021 un incremento di casi rispetto all'anno passato. Sì, la crescita c'è stata, da 108 siamo passati a 152 persone che abbiamo seguito interamente, quindi è un dato oggettivo. I casi riguardano soprattutto una particolare fascia d'età? Sì, la fascia di età interessata è intorno ai 50 anni in su ed è un contratto indeterminato. Sono soprattutto donne e che lavorano sia nel pubblico che nel privato, in modo particolare comunque nel settore del commercio per quanto riguarda il privato. Sì, confermo, effettivamente la donna è quella che ha patito di più e sta patendo di più. Come si fa a evidenziare un caso di mobbing? Appena c'è una situazione di malessere bisogna chiedere aiuto. E chiedere aiuto allo sportello è una garanzia anche per l'anonimato, oltre a essere gratuito è un servizio regionale.
Apriamo adesso la pagina della cronaca. Incidente stradale nel pomeriggio di ieri lungo Via Nazionale a San Daniele, all'intersezione con la regionale 463 di fronte al prosciuttificio Negroni. Un uomo della zona ha perso il controllo dell'auto che stava guidando, finendo fuori strada. Per lui nessuna conseguenza. Sul posto il personale sanitario, i vigili del fuoco e i carabinieri. Incidente all'alba di oggi, intorno alle 6:30, lungo la vecchia provinciale 8 a Savogna di Sonzo. Una donna che stava guidando la sua auto ha perso il controllo e il mezzo si è cappottato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Gorizia che hanno estratto la conducente con il supporto del personale dell'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso la donna. Ha riportato alcune lesioni. Marano si fa bella in vista del Giro d'Italia, addirittura d'arrivo dopo 2 anni il cantiere del ponte della Pescheria Vecchia e al via il restyling per la passerella in legno che sarà percorsa dai ciclisti il prossimo 27 maggio. Marano Lagunare si prepara a ospitare i ciclisti della Corsa Rosa che il 27 maggio prossimo partiranno dalla cittadina lagunare per raggiungere Castelmonte sull'altura di Prepotto. Dall'isola che ospita il Mercato Nuovo del Pesce percorreranno la passerella in legno con le 2 ruote a mano per riunirsi poi nello slargo antistante la Pescheria Vecchia. Da lì la partenza ufficiale. Sono prossimi per questo, dice il sindaco di Marano, Mauro Popesso, i lavori di manutenzione straordinaria della passerella, con la sostituzione di alcuni assi in legno e con il suo generale restyling, per renderla ancora più sicura e suggestiva. L'intervento sarà realizzato utilizzando i fondi comunali dell'avanzo di amministrazione. Contiamo, entro poche settimane, di ultimare anche il cantiere del ponte di cemento che collega l'area della Porta del Mar con la zona residenziale oltre il porticciolo. Il Giro d'Italia 2022, con partenza da Marano, sarà un'opportunità molto importante per il nostro comune, conclude Popesso. Ci darà visibilità e valorizzerà le nostre peculiarità uniche. Vogliamo presentare il paese al meglio e non giungere impreparati a questo sentito appuntamento sportivo. Sarà riaperta tra 100 anni la Capsula del Tempo, ideata dal comune di Coseano e installata in Piazza degli Artisti. Contiene opere di creativi italiani ed esteri, ma anche diversi video realizzati dalla popolazione, tutti riversati da hard disk. È stata realizzata a Coseano la Capsula del Tempo. Possiamo dire che ci sono quasi 100 opere d'arte e poi anche dei video, dei pensieri, delle fotografie della comunità di Coseano, ovvero accanto agli artisti anche di fama internazionale e provenienti comunque da tutta l'Italia, abbiamo voluto inserire anche dei ricordi proprio dei nostri concittadini, compreso ovviamente gli ex sindaci e compreso il sottoscritto che ha scritto insomma una vera e propria lettera ai cittadini del futuro e anche al sindaco, se ci sarà ovviamente, del futuro, cioè del 1121. E adesso il comune sta già ideando un'altra iniziativa. Diciamo 2 cose fondamentalmente. La prima sarà il catalogo d'arte proprio con i rappresentanti di tutti quelli che hanno inserito la loro opera d'arte, quindi un vero e proprio catalogo d'arte, e la seconda parte sarà illuminare di luce propria una volta all'anno, proprio il 19 di settembre, con la luce del sole, proprio la nostra capsula che abbiamo alle nostre spalle. Ecco, questo realizzando una meridiana che sarà appunto installata, decorata, insomma realizzata sempre all'interno di questa piazza. E in chiusura lo sport. Ha preso il via questa mattina la tappa regionale delle gare maschili delle discipline veloci del circuito Grand Prix Italia FIS, organizzato dallo Sci CAI 30 ottobre di Trieste e Promo Turismo FVG. La competizione, riservata alle categorie senior, giovani e aspiranti, è ospitata dalla pista del Monte Lussari a Tarvisio. 140 gli atleti da 23 stati che parteciperanno alle gare, che si svolgeranno interamente a porte chiuse. La Regione ha supportato attraverso Promo Turismo l'appuntamento di Tarvisio, ha commentato il presidente regionale Massimiliano Fedriga, con la consapevolezza che anche nello sport il ritorno alla normalità prepandemica passa attraverso l'utilizzo di quegli spazi di movimento e di libertà conquistati principalmente grazie alla responsabilità collettiva di tutti quei cittadini che si sono vaccinati. Manifestazioni come questa, ha invece detto l'assessore allo sport regionale Tiziana Gibelli, portano il Friuli Venezia Giulia tra le
eccellenze dello sport e mai come in questo particolare momento storico contribuiscono a consolidare e rilanciare il turismo montano. Per questa edizione del telegiornale è tutto, vi ringrazio per essere stati con noi e vi ricordo l'appuntamento tra poco con gli approfondimenti di A Voi la Linea.